stiamo vendendo cantare? Ma sta facendo proprio una moina. Lo piccante salume dalla Calabria. Ma chi sta comunando? Di puro Ma chi sta stiamo comunando? vendendo questo piccante cane di sopra dorato dall'oregano, prostatine. Ma ci sono questi fratelli qua che stanno facendo la picche e pasta. La pasta con la legge con le moliche e pane. Come? Con la moliche e pane. Un desendo! Moliche e pane. Un desendo Pasta ancora. e legge. Basta legge e pane. Basta legge. Ma Non chi sono Ma tu ci stai facendo un bagno con acqua? Un po' dell'acqua. Mi dici la picche più! Mi dici la picche più! Sa Maria è una picche più! Mi dici la picche più! Non si sente niente! Un po' di aceto. E dove sono i pomodori? Aspetta, Muni, mi stanno pushando. Vai, è un gianichino, va. E mi un gianichino proprio come facendo no? non sto che salsiccia c'è. Non sto che salsiccia sul caio. Sto che Apologete che la salsiccia. Ma chi sti qua? sta qua, lo stai aspettando. Ma chi sti qua cacciate proprio alla cantina? La cantina, va pure a giarra e becks. Su cazzo i Bix, ma a due come ma a due mandiamo su cazzo i Ma Bix. questo è grasso. Ma guarda È questo! grasso, non olio, grasso. I salsicci! Salsiccia. Mamma! Con la picche e che si non calastrò. A su passata. Adesso è bello il mio gianichino. A fuoco mio! Come chiamo queste salsicce da maiale? Guarda il gianichino se non giano. Aspetta, frate sta puzzando a corcia. A corcia. Guarda se bello il mio gianichino. Belli chinichini, va. Proprio come gli facevi nannà. No, non come ma su buono. E che c'è? Acqua, la cazzo d'acqua non può bolle, fra. Ma su cazzo hot point, noi teniamo un Westinghouse per non pitiriti. GE. Abbiamo catto da Consumers Distributing. Ma se lui che bello la vista con questo tipo russo. Sotto voglio d'oliva. Ma chi sono maccate con un picche brick? Un brick. Ma un formaggio dove cazzo è, fra? Un Gesualdo ha fatto tagliare un vicino. Un vicino tiene una macchina Ennella. A me serve un cucchiaio. Ma che la macchina Ennella è sempre. Era per una bottiglia di vino. Sì. Come? Auguri, fra. Calabria. Pure del Calabria un vino. That's great. Hey, Era un cucchiaio, mi serve un cucchiaio per fare del pomodoro. Ciao a tutti. Buono. no come faccio con Gesù. Che prende il lato di Veneto. Faccio una picca crostino con le picche pomodoro. Immaginato con le picche crostino perché. L'ho immaginato per tagliato con le picche crostino. Immaginato. We're about 25 people then. Quando? How much pasta? 25. How much pasta do we do? E perché c'è pure russi? Danny? E ci andiamo qua. Solo per la picche è flavor. No. Perché taste. Facciamo un taste. Facciamo un taste. That's just the taste. Facciamo un taste. E pure se cade la picca su zucchero in bordo non mangiamo. Formaggio. L'unica cosa che è. Thank you. Grazie Franco. Siamo qua con Gesualdo e questo qua è un patrone e New Market Trading. Ma questo non è calabrese, New Market Trading. No, non è francese. È francese, New Market Trading. E se si trova a Cambridge, in Woodbridge, è una bella fattoria. C'è un turno, c'è un calabo, ma questo qua è questa fattoria che tutti mangiamo. Allora perché non mangiamo calabrese? Un porto io mangiamo, I love you guys. E Yamu Ya. E io ho detto, Yamu Ya. ha detto solo calabrese, hanno detto siamo qua. Oh, Siamo sorry. qua. Thank you. Ha detto Gesualdo, ma Frank, pure francese, Frank.
facciamo su Calabrese, io nato perché c'è una cosa, c'è uno scavatore che si cae e queste barche, queste barche lunghe, a Venice. Perché non ci parliamo una cosa, e teniamo una stanza china con Calabrese, ma proprio Calabrese in anno. Just You guys are so thank funny. you very much. Having a nice day. No problema, no problema. Thank you per avermi aiutato. Facciamo queste cose belle oggi, ma ancora non mangiamo niente. Facciamo bere un po' di vino calabrese. Ma questo caso va nel briaco primo e dopo facciamo pasta e colici che mangiate e dopo oh! Che c'è? Jesus! Cesare, No, questo è Calabria. È un orecchino calabrese. Non calabrese, un orecchino. Sta sentendo. Ha cantato a You Save Center a Sanglero. Ha votato a busto di farino, ma non transfer. Aumentiamo già sacchetta, questo transfer io me la casa. So, And what are these guys doing over here? I malanzani. I gotta go back to my staff. So anyways, questo qua è bene, è calabrese, ha fatto queste cose che si cazzi tosti con zerba. No, che anduia, che conserva? Anduia calabrese. Anduia è Un diet. Very nice, very nice. Ok, va largo. Largo. Siamo con i fratelli, questi qua sono gemelli. È la stessa mamma, c'è credi? Gemello con la stessa mamma. Yeah. E so, questi qua sono vicino riparo. Asta lì ci comunica fare. Uh-huh. Casta, cazzacco e Nura che non va burla. Ma su cazzo è hot point, non è come just Westinghouse. Dopo l'amico nostro e me un gianichine. I maranzanichine. Me un Oh, gianichine. nice. Quasi come faceva Nannà. Ma no proprio. Ma no proprio. Moni questo qua è mezzo calabrese e mezzo barese. Abbiamo fatto un voto. Abbiamo fatto un voto, ha detto portiamo in giro, ma non toccare niente. E sta facendo una perché è superstata, perché formaggio pecorino Pecorino calabrese originale. regionale. E vieni qua. Oops, sorry. Where am I going? La perché prese con la perché aglio, aceto rosso, olio d'olive, Nice. pomodori. E Very aspetta, nice. abbiamo trovato una cosa in nella cantina, vieni qua. Va. Lì la cantina nostra, va. We have a cantina? A Faziz. Sì. There's Un grasso, Sandro. va. Sandro. How are you? I don't want to contaminate the area. Okay, we're ready with Okay, that. everybody say bye. Thank you. So thank you everyone for joining us today for Calabria Day. I want to thank all my Calabres e Giucci Fisi Mama. A lot of, we want to get emotional. If we want to get emotional, we could say that we were doing this for the community, for the cyclers. Ma siamo at the end of the day, siamo fissa. Ronald McDonald's. Yes, Ronald McDonald's has Ronald McDonald's. Michelin has the Michelin Man. We have this. This is our icon. In Calabria, this is our anthem. This is our mascot. It represents. Yeah, it's not enough. I know it's crooked for Vito. But anyways, this is our pepper. We're going to enjoy a few little. You've already had some appetizers today from our homeland. Sort of inspiration of what our grandmothers used to feed our parents, and our parents fed us. But now we're going to do a little hot entree. And Let me explain. yes, go ahead. I'll explain. This pasta we usually do on Christmas Eve. It's oil, garlic, anchovies, and breadcrumbs. Sounds interesting. That one. That's just aglio olio, garlic, olive oil, and we put a hint of hot pepper. The hint. These are i maranzanichini. Maranzanichini. Good. Translated for the non-Calabresers.
Stuffed eggplant. What's inside? Is it just veal? We can't tell you. It's not just veal. Right. Listen to this. It's the inside of the melanzana. Right. That you have to put with breadcrumb, a little bit of cheese, and a little bit of meat. And then you put everything back together, and then you put it in the oven. So we're using all of the eggplant, all the goodness in that inner portion of the eggplants, keeping the meat moist. So 2 pasta dishes filled with eggplants, crushed extra chilies from paese mio, no magic trading, visto Calabria con una fattoria che ne mangia.